c'è salvo, giocherà in promozione. Lenzini, nuovo presidente, ora dice renderemo il tennis polifunzionale. E ora la svolta del Treviso Calcio, da ieri una nuova società e un nuovo presidente con idee molto chiare, a iniziare dai bilanci e dal futuro dello stadio, preso proprio ieri in affitto direttamente dal sindaco Manildo. Il calcio Treviso riparte da quest'uomo. Nisio Lenzini, imprenditore con la passione per il suo territorio, ha deciso di prendersi la responsabilità non solo di ricostruire la società calcistica, ma anche di dare un futuro allo stadio Tenni, dopo che la prima era già data per spacciata e il secondo destinato a parcheggio fuori mura. E invece al 91esimo, parafrasando la più sofferta delle partite, il colpo di scena. Da ieri un nuovo presidente, una nuova società e uno stadio che non sarà più solo dedicato al calcio. Concesso lo stadio, che comunque è molto oneroso anche, e sarà cura nostra e anche del Comune di organizzare manifestazioni all'interno dello stadio proprio per abbassare questi costi. Due gli obiettivi: abbattere l'affitto di oltre 100.000 euro all'anno chiesto dal Comune e coinvolgere tutta la città come da tempo il calcio non sta più facendo. Un ambiente che per il neopresidente deve cambiare radicalmente. Questo l'ho già comunicato ai miei collaboratori. Non metterò mai firme in bianco. L'associazione Calcio Dilettanti Treviso 2013 riparte dunque da qui, con pochi nomi ma di grande esperienza. Il Consiglio di Presidenza, che oltre a me è formato dai vicepresidenti l'avvocato Totera e Walter Frandoli, che conosciamo tutti. E quindi c'è Beppi Lucchese e Edi Sartori. I soldi dovranno arrivare in gran parte dalle sponsorizzazioni, con il patron del Caffè Zanetti in prima fila, il resto da una gestione attenta della società con un obiettivo ben preciso. L'obiettivo principale è quello della Coppa Disciplina, ma disciplina non solamente per i calciatori e per la squadra, ma credo che la Coppa Disciplina è anche per tutti noi, cominciare dal sottoscritto.